Mi canta una canzone, state mai a sentire. Il titolo si chiama Abbascia la galleria. Mi parla di cantante napolitana. Vi prego, non luccate e non sbattite in mano. Parlando a Bertosello con questi canzoncelle da scassa, non da scassa, perso il cervello. Un giorno va cantare in coppa a un matrimonio. O Stefano a Cerenna, ma che manicomio. Invece Ciro Riccia faceva un barbiere, capello sciampa e barba e come mestiere. Un giorno decidette voglio lasciare alla grande e gli la galleria perché era fu cantante. Il motorino invece mi fa sentire male e tiene pure un posto in coppa ospitale. Organizza, fatica, suona e canta, zabuffi tu Rene Campusante. Guardando a Tommy dice quello che può fa, non caccia 1000 lire, pure si può sparare. Viene verificando, io cocchi mamma, e la sera sempre tardi vi ritirare. Nell'otono invece pare una uccelluzza, se vede quando a balla mi pare uno struzzo. Dicimmo la verità, è un bravo cantante, però lo senti sempre in palla di fa tanto. Sentenni da Rendana che bella vocella, canto con tutto quanto io veramente bello. Purtroppo è un padre che è un brigante, c'era per primi i sordi e dopo la figlia canta. Franco Ricciardi invece che la motocicletta, se credi sta in America ma neanche a etta. Che la fascia in fronte, la voce a singhiozza, mo vuoi fare l'italiano ma su cose pazze. Franco Caluni invece è un puzzolano, si va venendo buono e tiene i galli in mano. Non è che mette in dubbio la sua bravura, ma è meglio si cantasse sulla rindo scura. Luciano Caldoro fu ballerina, si ovvide quando balla para cuccarini. Non dico che è meglio sta fermo così, però ma vota capa si ti sbatta così. Maria Nazionale è un vero talento, da certi piezze strilla ma che sa lamenta, che è una bella donna, questo è vero, anche se un po' somiglia a Renato Zero. Invece Mimmo Dani sempre del Parise, ma che li cosce storti chi si imparavisa. Ha fatto discussione con Maria e beh, ha avuto rischio a fu una chiappa te. Antonio Ottaiano canta con furore, angoppo fuori strada sempre a 100 all'ora, se scanzano muro, ci alla una boatta, ma non si è rutta capo, guarda chi se che ha fatta. Carmelo Zappulla è un vero attore, a parte come canta è un signore, durante il suo periodo di latitanza, cantava gli agnelli e che dolore panza. Invece Mauro Nardi ha una voce buona, però c'è sta una cosa che non mi suona. Per coppie di ristorante sagliano coppie e seggi, ma chi sta verso capo ci sta pure peggio. Parlando poi d'Alessia sono piani e forti, ovvero è un maestro o può dire forte, ma solo quei capelli io non saprei, ma pare Maradona 86. Ma fermo perché ovvero non ce la faccio più, perché su troppi loro e non fornisse più. Pensando ai tempi prima erano 10 cantanti, e mo si va per ne sono 1080, e mi è venuto schifo la televisione, a voi da girare video sulle trasmissioni, musica live e cantiamoci su, a capo mi è scoppiata, non ne supporto più. Mi sono divertito a cipaziare. Però mo la gerice resta verità. Sono tutti quanti artisti e stanno a cantare e stanno rindo cuore di tutta la città.